Lo puoi sentire il profumo della natura? Oggi ti porto proprio in mezzo ai boschi. Siamo qui tra abeti rossi, pinicembri e larici. Una meraviglia. Ci troviamo tra i boschi del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo e questo è il regno delle regole. Le regole sono un'antica forma di gestione del patrimonio naturale ampezzano. È una specie di proprietà collettiva dei pascoli e dei boschi ed è l'ente che gestisce il parco tutt'oggi. Sono proprio le regole, pertanto, che hanno preservato e conservato queste foreste per secoli e secoli. Grazie alle regole, oggi alcune piante hanno superato 300 anni di età, come nelle peccete secolari di Rastua, o addirittura i 500 anni, come nei larici cembreti di La Rosa. I boschi regolieri si estendono per ben 16.000 ettari e sono costituiti quasi tutti di conifere come queste. Il frutto di questo lavoro è semplicemente fantastico. Qui la natura è un'unica grande emozione. Il lavoro per la manutenzione e il mantenimento di tutto questo bosco è veramente enorme. Si tratta di un lavoro quotidiano di pulizia per recuperare gli alberi schiantati o parassitati e in generale per mantenere il bosco sano verso quelli che possono essere eventi estremi quali vento, tempeste o appunto agenti parassitari. Visita il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, escursioni mozzafiato, valli incantate, boschi e laghi magici, sport estivi e ovviamente invernali. Informati sul sito dolomitiparco.com. 97, 98, 99, 100, 101, no, massa amiga, massa vecchio.